Apri il petto, chiudi, ok. Buono. Giù, migliora. Bravo. Via. Bella. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo episodio di Sposto Chisa con, dopo la nostra chiacchierata, sempre qui in provincia di Napoli, back day assieme ad Alfredo Tessitore. Ciao Alfredo. Siamo pronti. Per me è un onore essere qua. Io mi aspetto un grande allenamento. Lo faremo. Me l'hanno consigliato più di una persona. Allora una grossa responsabilità. Ecco, è questo che ti volevo dire. Allora ragazzi, back day, giusto un'infarinatura velocissima generale di quello che faremo. Allora faremo 7 esercizi. Come stavo dicendo un attimo fa a Lorenzo, io non faccio mobilità nel senso puro della mobilità prima di cominciare un allenamento, salvo se ho dei problemini tendinei. La scelta e la scaletta degli esercizi sono funzionali anche al riscaldamento e alla mobilità delle articolazioni che andremo ad usare. Cominciamo con un pull down braccia tese, semitese, poi passeremo ad un lat machine presa inversa, high row ad un braccio, pendlay row, low pulley e uno stacco gambe semitese fatto alla bell squat, cosa che ho cambiato da poco, e una leg curl seated. Per finire, bello intenso, iniziamo ragazzi. Siamo pronti? Anni 19, di sala pesi, ragazzi. 19. L'anno prossimo sono vivo. Tu mi dicevi che un po' questa cosa si sente qua in sala pesi, comunque vuoi o non vuoi. Dicevo che se non fosse per i paragoni con l'età dei ventenni, cioè loro sono nati, io cominciavo, e se non fosse per qualche acciacchetto che ora a 39 anni, qualche infiammazione tendinea in più, non penserei. Saresti perfetto. Sì, non penserei al fatto che sono a ripetere le stesse cose, nel senso di disciplina da 20 anni. Vedrete ogni tanto ragazzi, ovviamente magari mentre parliamo noi, alla fine delle serie si inserisce anche Fillo che si allenerà anche lui con noi, quindi se lo vedete è per questo, ok? Ti chiama come mio figlio, quindi per forza. Quanto tieni di rep range circa qua? 10-12. 10-12 con un buffer 1-2 circa? 1, 2, sì. A fine eccentrica unisci le scapole e schiaccia in basso. Schiaccia e usa l'addome. Forza. Forza. Usa il tuo peso in senso inverso. Ora che fai l'eccentrica, butta il culo dietro, vai. Via, via. Oh. Vai in concentrica, avvicinati. Chiudi. Ok. Ok ragazzi, secondo esercizio, una lat inversa, presa supina, un avvicinamento come abbiamo fatto prima, però qui terremo 2 o 3 serie allenanti, trovate un peso che ci permette di farne Tra 7 e 10. 7-10. Apri e vai avanti. Chiudi. Apri e vai avanti. Chiudi. Apri. Chiudi. Bene. Vai. Chiudi. Chiudi. Giù, 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 ok. Bravo. Oh, belle. Sembra totalmente di rimbalzo, ma è totalmente voluto questo swing. Buono, vai, 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 vai. Ancora. L'ultima, l'ultima, l'ultima.
Down, up. Bravo. Ci sono spesso atleti che mi dicono che un vero atleta deve essere come un interruttore on-off, cioè Io sono così. sei così, quindi non sei uno che entra dentro e non si toglie più dall'allenamento. Come gestisci le distrazioni? Secondo me è anche capacità anche caratteriale. C'è chi ha bisogno di rimanere isolato Soggettivo. per tutta la sessione. Io, ad esempio, posso fare una battuta e switcho in un attimo. Sinonimo di avanzato questo sicuramente. Può essere, è una cosa molto naturale in me. Spesso si dice rallenta subito la prima parte dell'eccentrica, in realtà devi lasciarti vincere un minimo dal In carico. realtà dipende anche dal muscolo. Una cosa è farlo per il petto, un'altra cosa è farlo per la schiena. È chiaro, il dorsale è debole qua. Certo. È in chiusura, in massimo accorciamento, non dà il suo meglio, lo dà nella parte finale. Quindi se noi lasciamo, cioè controlliamo un po' meno l'eccentrica nella prima frazione, nei primi 2/3, questo carico che stiamo controllando acquisisce velocità, quindi c'è più inerzia, c'è più carico percepito, la tensione aumenta e nel momento in cui l'eccentrica sta frenando... Il dorsale è più forte. Il dorsale è più forte ma riceve un'intensità maggiore. Opponiti già, piega. Ok, vedi che già tensione qua, comincia. Bello, forte. 1, 2, 3. Bene, forza. 4. Aumenta la lordosi adesso, bravo. Controlla, non sfuggire qua. Controlla. Ancora. Controlla. Ancora. Controlla. Ancora. Controlla. Ultima. Chiudi, chiudi, apri il petto, chiudi, chiudi. Ok. Buono. Un tuo parere su da avanzato su quando è meglio e più funzionale inserire tecniche di intensità? È una bella domanda. Io dico che le tecniche di intensità sono anche un sistema per assecondare il carattere di un atleta. Curioso questo, si va sempre a sensazione quindi. Devi conoscerlo, che sensazione. Ad esempio, e questo ne ho parlato anche in un workshop che feci un po' di tempo fa, trovo che per esempio i dead stop o le partenze con dei fermi siano utili per chi tende a accedere prima di tecniche che di forza. Oppure i drop set sono utili, io lo uso spesso, per chi ha tanta forza ma nel tempo ha costruito anche una buona resistenza. E invece di andare a superare il proprio limite cedendo, soprattutto dopo una certa età, magari fai lavorare il muscolo Più a lungo. High row. High row. Monolaterale. La facciamo unilaterale e consiglio sempre di guardare come sono fatte le macchine. Ti spiego perché. Questo è interessante a livello meccanico. Dorsale, qua la massima intensità per distanza. Quindi quando sei qua circa. Ok? E noi dovremmo essere al massimo allungamento qua, o più o meno in questa zona. Certo. Il dorsale perde di capacità in contrazione Certo. e il braccio deve scaricare nel fulcro e il carico si alleggerisce. Quindi piazzarsi più in basso possibile ti permette di avere questo range a favore del dorsale. Quando il dorsale è allungato. Esatto. Quindi massima tensione. Questo me lo regolo, te lo puoi regolare come vuoi tu per mantenerti. Questo mi fa tendere il braccio verso l'altro lato. Certo, Mi interessante. tengo qua, sempre stesso principio, spinta giù e cominci a lavorare. Vedi, ti verrà proprio automatico di distanziare leggermente il gomito dalla cassa toracica. Segui leggermente col busto quando vai in Esatto, eccentrico. esatto. Assecondo l'allungamento. Yes. Ancora. Dai, Ottimo, lo superi, lo superi, lo superi. Giù, 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 giù. Buona. Down. Yes. Giù, giù, giù. Bella. Ancora. Ancora. Tutte tue. Belle.
Dai. Vai. Predisponi l'avambraccio. Ecco. Vai. 1. 2. 3. 4. Forza. 5. Buono. Fanne un'altra. Dai che ci sono dietro. Su, su, su. Ok. Via. 2. Forza. 4. Forza. Forza. Forza un'altra. Vai, 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 vai. Non perde il controllo. Hop, 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 hop. Andiamo. Giù. Migliora. Bravo. Ok. Pensi che l'inclinazione quando si tratta di unilaterale, molti dicono non fa la differenza, rimane dritto. No, non fa la differenza, esattamente. Fa la differenza un'altra cosa, la tua inclinazione rispetto alla traiettoria della macchina. Lì che c'è la differenza. Questo è un altro errore di quando si parla di biomeccanica senza contare la meccanica dell'attrezzo. La traiettoria dell'attrezzo non la si può cambiare, così come il coinvolgimento dei muscoli del nostro corpo sotto quella che è il lavoro della struttura. Chiaro. L'inclinazione leggera ci rende più semplice la connessione e la tensione continua al muscolo bersaglio. Non è il dorsale a fare l'inclinazione, ma ci rende più comodi. Vi assicuro che possono sembrare enormi, ma sono dischi da 20. Comunque, Tutto fake. cosa facciamo ora? Facciamo un altro avvicinamento ad un carico valido, range un po' più morbido, cioè dal punto di vista delle possibilità, tra 6 e 10. Pendley row. Pendley row. Un rematore con death stop, diciamo. una Sì, sorta di- senza eccentrica. senza eccentrica, esatto. Ti chiedo il perché di una scelta di un esercizio così che si vede poco in sala pesi. Semplicemente perché, come era strutturato nell'ultimo periodo questo allenamento, come ti dicevo, aveva gli stacchi all'inizio. Sì. E come ti dicevo sempre prima, io sono un po' un cazzone con i carichi e quindi ero andato anche in affaticamento. Vuoi che ci avevo messo per un periodo anche lo squat, Ok. quindi cominciavo stacchi 2 volte a settimana, squat 1 volta a settimana, cominciavo ad avere la schiena bassa affaticata. Secondo motivo, ho un'ernia L5S1 e paradossalmente questo esercizio così eseguito ti mette... È paradossale perché vedendolo dall'esterno sembra Potrebbe- pericolosissimo. pericoloso. Invece no, è molto molto valido per salvaguardare la bassa schiena. Infatti è usato anche soprattutto dai pesisti Certo. sia per salvaguardare la bassa schiena sia per creare esplosività. Ok. Forza. Dai, spaccalo, spaccalo. Via. Up, up, vola, 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 vola. 2. Sì. Bella. Su, su. Sì. Bella, bella. Bravo, accenditi, forza. Sì. Stabile. Fai una base, tieni le ginocchia che assecondano. Oh. Via, incastrati, via. Buono. Buono. Schiaccia a terra i piedi. Schiaccia a terra i piedi. Un'altra. Un'altra. Ok. Alfredo inserisce quello che è una variazione dell'esercizio, diventa un rematore con tensione continua semplicemente. Una serie. Rematore classico, una serie per un 30% circa e meno. Le ripetizioni le riesci a fare. Via. Come on. Si vola, si vola, si vola, si vola. Vai, vai, vai.
Dai, bella. Alla morte. Vai. Fai lavorare sti rettori. Su, accumula tensione. Ripetizione. Tu, ritmo. Ritmo. Migliora ogni ripetizione. Migliorala. Pensa alle scapole, dove vanno a finire. Non pensare al bilanciere. Vai. Tu. Prova un'altra. Ok. Ragazzi, giusto un secondo per permettermi ancora di fare questo tipo di fatica e portare la divulgazione di professionisti del calibro di Alfredo. Ricordatevi il like, per me davvero è benzina, e ovviamente Iscriviti al canale. Adesso qua, i pinge. Lavoriamo passivamente ancora tutti i muscoli della schiena per stabilizzare il busto e andiamo a dare un richiamo glutei e femorali. vuoi o non vuoi lavori sulla parte posteriore delle cosce a fine di un allenamento incentrato sull'upper posteriore, sulla schiena. Lavorano comunque alla fine in isometria o comunque in contrazione i muscoli della schiena stessa. Così come si sono solo dati un cambio di ruolo. Se ci pensi, Bello. i posteriori della coscia, i glutei hanno lavorato già lì, Certo, nelle due varianti di rematore e anche nel pulley, per creare stabilità. per creare sì una base solida. Qua lavorano invece in isotonica. Esatto. In un 6, 8, 8, 10? Tra le 6 e le 10. Bella. Vai, 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 vai. Ok. Incastrati prima. Addome duro, pieno. Via. E uno. Shifta dietro. Allontanati. Bravo, stretch. Bravo. Stretch. Ottimo. Ottimo. Su. Andiamo. Abbassa sto braccio sinistro contro il petto, sul petto, fiero. Bravo. Ok. Guarda, penso il fatto che tu dici la tua schiena sia un punto debole è data più dalla mobilità scapolare in abduzione piuttosto che nell'esecuzione degli esercizi. È chiaro, perché diciamo il quantitativo di carne che hai nel front e nel back è abbastanza bilanciato. Ora il gluteo è coperto e non ti so dire se c'è una continuità tra bassa schiena e gluteo, che chiaramente sei in una fase dove ancora... Certo. Però hai anche una forma già molto accettabile. Allora ragazzi, come avete visto,
questo è l'allenamento di Alfredo. Intanto ti chiedo, come chiedo a tutti, come ti sono sembrato? Ah, stai bene, apprendi velocemente. Questa è un'ottima... Da te poi ne faccio molto tesoro. Personalmente mi sono divertito. Si vede che sei appassionato mi e sono sei arricchito. molto curioso. E ti ringrazio di questo. Io lo ridico, sono onorato di aver portato Alfredo sul canale, penso sia veramente un tesoro qui in Italia a livello di nozioni da grazie. poter divulgare e poi insomma l'ha mostrato oggi. Grazie. Io spero Grazie di mille. rivederci. Da rifare. Sei sempre invitato anche su, ovviamente, nel caso dovessi passare. Appena riesco arrivo e ci alleniamo. Bel leg day. Sì, ci sta tutto. No, metti la ciliegina sulla torta. Un altro episodio di Risposto Chisacone è finito, ragazzi, ci vediamo al prossimo e come dico sempre, Alla prossima. prossima. Oh, we have great times.